Se si parla di veleni interni alla nostra comunità, sicuramente sono da parte di una minoranza della comunità stessa, questo ci tengo a dirlo. È sicuramente una persona squilibrata, una persona che arriva a fare questi gesti. Una persona squilibrata che gira per il paese e che sta preoccupando anche il sindaco di Enego, Marco Frison, dopo l'attentato incendiario alla casa del giornalista Adriano Cappellari. Fa paura perché questa persona risultava essere anche armata e passeggiava per le strade del nostro paese purtroppo alle 11:30 di sera di un sabato sera di giugno. Però tutto sta al centro della comunità. Se noi vediamo delle persone sospette, fare movimenti sospetti, se abbiamo sentito una persona che non ha coraggio di parlare con le autorità ma ha visto qualcosa, ha sentito qualcosa, invogliamola, invitiamola a parlare con i carabinieri perché trovarla è una priorità per tutto il paese. Lei è preoccupato? In parte sono preoccupato per altri gesti contro Adriano che potrebbero essere pericolosi per lui, ma per la sua famiglia e per tutta la nostra comunità e i vicini, ma anche a sapere solo che ci potrebbe essere una persona che è pronta a fare questi gesti. E anche a Enego è forte la convinzione che l'autore sia una persona del paese. Ce lo confermano alcuni residenti che però ci hanno parlato fuori dalla telecamera. Chi abbiamo sentito fatica a capire il perché di questo astio nei confronti del giovane cronista. Non lo so, sinceramente mi sembra assurda una cosa di questo tipo qui, ecco. Se si arriva a questi livelli qui effettivamente siamo bassi. Sono molto dispiaciuto perché credo che come immagine e anche come ferita al ragazzo sia una cosa grave, però sinceramente non ho neanche un'idea che possa succedere una cosa del genere. Sicuramente qualcosa c'è, sicuramente dà fastidio, ecco, sicuramente